Quest'anno, più dell'anno scorso, siamo in piena linea con la parte didattica e con tutte le scuole, quindi saranno oltre 60-65 progetti che abbiamo presentato e presenteremo oggi alla pubblica istruzione, che le scuole potranno scegliere per poter partecipare all'interno di questi eventi. Sono totalmente gratuiti, sono fatti sia dalla pubblica istruzione ma anche e soprattutto in collaborazione con delle associazioni catanesi e non che danno una mano, dallo sport al cyberbullismo all'ambiente, quindi cerchiamo di raccogliere tutte le tematiche fondamentali per la crescita del bambino. In quanto tempo sono stati sviluppati? Ci lavoriamo già da circa 6 mesi, nel tempo che stavano finendo i progetti precedenti già noi lavoravamo a quelli successivi. Quindi se per i ragazzi la scuola è finita, per chi lavora invece a scuola in realtà non è mai una pausa? No, diciamo che per noi la scuola dura 12 mesi e non 8-9 mesi, perché noi durante i periodi appunto di pausa, che è giusto per i docenti e il personale scolastico e i bambini e i ragazzi, noi lavoriamo affinché tutti questi progetti ma anche tutti quegli interventi che possono essere fatti all'interno delle scuole possano andare avanti.